Pandemia coronavirus, il culto dei santi patroni delle città, ieri San Gennaro a Napoli, oggi Sant'Efisio a Cagliari. Anna Paola Ricci. La devozione in tempi di pandemia, silenziosa, via streaming. La processione a porte chiuse, il culto di San Gennaro convive con le misure anti-coronavirus. L'ampolla è esposta dal cardinale Sepe. San Gennaro ha sciolto il sangue. La voce in una cattedrale vuota, la solitudine di momenti che fino a ieri univano la fede con la gioia della festa. Questa, lo scorso anno, era la processione di Sant'Efisio a Cagliari. Centinaia di gruppi folcloristici da tutta la Sardegna. Ogni 1° maggio precedevano il cocchio del martire paleocristiano che, secondo la tradizione, nel 600 salvò la città dalla peste. Oggi un mezzo della Croce Rossa per ricordare anche chi è impegnato in prima linea contro il virus. Piovono petali. Un furgoncino come nel 1943, quando il santo sfilò in una città deserta, sventrata dai bombardamenti, deserta, come oggi. Col mondo che combatte la sua guerra silenziosa e chi crede non abbandona i suoi simboli. Lady Gaga si commuove per gli italiani.